Modas, sas bogues de esos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados da esos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Giuseppe Scanu, de bene tutti, est appassionato de canto a tenore e finza si non si chiede definire cantatore, pone mesa oghe a sa moda de sa idda. Proprio a su valore e a s'importanza de su ruolo de sa mesa oghe a intre su tenore è dedicata una paltemanna de sa resonada, che poi si muove per i differentes argumentos o commenta sa differenzia tra sa modal de sa biddasa e a sa cultura de su canto a tenore. Iscultate Boscomo, sa resonada de Bustiano Pilosu con Giuseppe Scanu. Salutos a tutti, tanto Peppe Scanu. Ti contas cantatore o come intendeste? No, io non so cantatore che non ho mai, come te narrare, sviluppato questo tipo di passione, no? Però penso di essere appassionato e quindi di mi inserire a Bortas, a secondo come siamo sposti, in soschi invece sono un cantatore davvero e a Bortas non spiegare, insomma, bettare carchio che come te si narrano, quindi cante provare a bidere a noi potremmo arrivare, ma pro me non arrivo mai al luogo quasi, insomma, comunque vi proviamo, ecco, la passione è bestia. Sa gana di mantenere questa ansia, questa cultura, questa nostra passione, insomma, bestia assolutamente, e cerchiamo, quando è possibile, di fare di tutto pro lo montendere, ecco. Magari ballende, magari tentende, magari a volte finza disturbente, come ti si narra, però cerchiamo di fare qualche cosa per montare questa passione. Ascolta, ma tu e su tenore non sapere due pone il mesaoghe, no? Sa bene tuttesa, no? Io ho fatto mesaoghe, sa bene tuttesa. Anzi, se manca sa bene tuttesa, a modo mio. Questa è una cosa un poco diversa rispetto a come te lo va che ne bene tutti, bene tutti, insomma, sai da mia che ha poco notto, che no, canto in oca, non canto in fora, che non mi ha pagato, no? Invece in bidda, mo sannare, perché sai più o meno le persone che come te cantano, quindi carchi tentativo bi lo faghiamo, però a volte non sono d'accordo insomma, su amici su tenore che secondo isso sa mesa che ho fatto io è un poco diversa rispetto a come te l'hanno connotta, ma io parto da un altro presupposto, no? E che è sul fatto che su tenore è una musicalità completa, musannare. Scusa se lo vai di sardo, magari carchi per aula, che se non vago non è proprio sa cosa giusta, no? Però insomma tanto per non fare comprendere. E invece no, a borta, sa mesa che sia sopra il tenore e addirittura giocaia e diventaia predominante rispetto al suo tenore e quindi per me personalmente magari da ignorante a narrare non è che si armonizzaia benissimo. Fidi una specie di esibizione dei suoi che va a messa che è importantissima, che poi è su che lei sa che del suo cantore, del suo che canta, e che deve armonizzare su che va che poi sa contra, su basso, eccetera, eccetera. Ecco, tanto per me, invece, sa messa è una cosa che completa da sa contra e su basso, che sono particolarissime, però a sa sola. Magari è bella l'intende sfizza la sola, no? Che sono potente, se no, o che è baritonale, cioè una cosa incredibile. Però come a sola che non bella fa che ne andava a bessire un'armonia completa, come musicalmente potremmo intendere, no? Che se andiamo a bailare, poi a te lo tenore, se pronate, sono scritti in perché come lo sentiamo tutto lo tenore, no? Dai più famoso, sono più sconnoto, siamo a narrare, fino a sus ultimi arrivato, so? E insomma, se andiamo a bailare sul ruolo della messa è proprio, mi pare, adesso manco, insomma, io la idogai, poi posso pensare di ballare. Mi pare che è proprio questo di completamento di un accordo. Come si leiamo su tenore più significativo per me personalmente, naturalmente, dedotto su che conosciamo, che su tenore vonni. Pruitte per me è più significativo, che a me mi ammenta da
su modo di cantare antico che vede in bidda, più o meno, che vede una cosa tutto particolare, diversissima dai commenti cantiamo come. Ecco, e se pensiamo a questa mesa che è un vago la imparare a vincere, un vago a narrare, non narra coppiente, no? Però insomma intendendo, accostando e poi vanno in conca e poi torrende a narrare come te ce narrano. Ecco, se abbaidate questa mesa è proprio come te sono Deo, cioè è un completamento disaccordo, non è una prevalenza rispetto sta contra su basso eccetera che insomma chi a sola non potrà andare, che non dissi bene una musicalità che invece sa che conosciamo del suo tenore. Ha poco compreso. Ed è effettivamente una maniera finza personale. Voi due al nato giustamente chi sa mesao che commenta la vaga stue potti mulnare chi è saida però prusche atturo e samea, no? Ma credo che lo possa narrare donzi cantatore gus. Assolutamente. Non sono la ida da modo so, ripeto, beste a chi è libiache come te la botto vagarzeo e beste a chi è invece non libiache che è abituata a sa moda più tradizionale, a narrare dei più sconnota come più sconnota come e più su finza quasi più personale come te mesa che però non bentra nulla che su tenore completo. Che se la zigo e trivaglia di non pagassa sola. Secondo idea mia. Anda bene, no? Chi Ma non è nato che sia sa. Giusto, all'ischi sì. Sa che anda bene. No, beh, no, è che sono tutte opinioni in questo campo. Semul fai de valore quasi potimulnare estetico, no? De gusto del suo cantico. Caso cantico a tenore non amus pochie, magari bene per spago ballassa che in questo cantico che lo conosco e pago, è un cantico libero, in una certa maniera, desinterpretazione. E despogussu che tu giustamente narras, beh, chi è l'interpretata in una maniera, beh, chi è che la lea in un'altra maniera, e lo va che te commenti lo senti puro. Come te la connotto, sì, ma vinza spersonalizzando lo catene di un gusto del suo tenore, o mi sto sbagliando? No, assolutamente, ecco, proprio, forse se non hai usato la parola giusta, personalizzando l'apporto che uno può dare a completare su tenore, insomma, ecco, forse se espressione più giusta è proprio questa, una personalizzazione a modo suo, dei commenti uno interpreta su tenore, ecco, che poi, ripeto, non è nato che sia giusto su mio, può essere che sia su più ballato, può essere che sia giusto su adesso altri, però se io posso provare a cantare quando mi lasciano cantare e quando sono come su buffata, mo sannare, se no o che non bindessi, e sto scherzando, è chiaro, ecco, però io l'ho fatto gai, ripeto, a Calicono non li anda, non li viaga, no, però per me è gai. Però è il bello che sia De Gai, che a Savini questo spiega a me del suo carattere del suo cantatore, che torniamo a sta parola cantatore, che abbiamo lasciato a Zico De Gai a suo cominzo, che a me avvidi una mezza provocazione, cioè il suo concetto di cantatore, che a volte a noi in Sardegna ponimmo su chi è cantatore, su chi alza da parco, su chi fa che parte di uno gruppo visso, no? Chi prova e abbarra sempre spari su un gruppo chi fa che di un disco, può narrare. Però badattere al bede al de cantatore, cantare a tenore, su cantatore a tenore, appare stu, chi endeste, commente lui destue. Ma su cantatore a tenore è una cosa che nasce proprio dalla cultura popolare, insomma, non entra nulla su palco, non entra nulla esibizione, eccetera, che poi come vi sia una trasformazione, a andare dei suoi costumi, insomma, è evidente puro e quindi che si utilizza non si sfrutta, questa è una cosa diversa, si utilizza sul fatto che si può cantare a tenore però andare a si va a sconoscere, finza a fare sconoscere Saida, a fare sconoscere certe culture, certe tradizioni, eccetera, magari finza a rendere di un compenso naturale, no? Che è giusto che sia puro. È un'altra cosa, però non è che non tempo per figai. Insomma, su canta a tenore, su chi canta in a tenore, fin gente che già cattaiana e che hanno dei calcolari pensa a 1-0 che in armonia, che in tranquillità eccetera, e quindi cantando a tenore aumentaia finza a scorrere della sua vita, no? Magari
o sa scontentesa oppure sa momenti più difficili, no? Sa difficoltades e tutte le perdite di amici, familiari, eccetera, che va in parte sa vita, naturalmente. Tanto non è che vaya tanto modo della manifestare e non vaya manco tanto modo di essere de socializzare come eravamo come, no? Noi schifo di una vaga schissaitte. Come andare a su telefonino e stiamo cercando di questo mondo, no? Tanto, sino a che sa queste persone che riescono a recuperare, magari in uno silleredo, che messo guartino vino, insomma, no? E te paghiano nulla. E quindi, a Savine, è giusto vincere una liberazione, una specie di sfogo, una caso canto per finzasa una qualche cosa che ti fa di stare bene dopo, no? Chi canta dopo, se no non le fa bene tu gana cantare, chi canta dopo sta bene, le va che gana, le dà l'armonia, le va che gana di fare un assassino, ma può fare un assassino in certe condizioni, non è che queria andare a sembrare come volgarmente era Murgai, no? Queria andare finzasa insomma, a si era una soddisfazione che danno fini tanta e chi poteva fare un assassino a bordo, ma la vagina può fare un assassino, che riannarre chi poteva di stare un vago più tranquillo, vi stai più bene, insomma. Ecco, quindi, come è una cosa completamente diversa, è scambiato tutto, no? Che canta da tenore come, a parte che sono proprio appassionato sulla vaga di chi altri obiettivi, però è importante che lo vantano, promuovendo questa tradizione che comunque va che parte della società in UE questa gente vive ed è giusto aumentare finza la storia, no? Come abbiamo ereditato finza su canta tenore, noi che non l'abbiamo inventato noi. L'abbiamo ereditato e quindi se l'abbiamo ereditato qualche cosa tocca della mantenere. È una specie di identità. Come si va da cultura locale, si va da identità, di tutto gusto, insomma, aggettivi che fanno parte della vita nostra per altri motivi, no? Però su tenore rientra in tutto questo percorso, no? Ed è sa cosa più identitaria di una idda che vi potremmo cantare come, intanto che è difficile da cantare e poi che se andiamo a bailare da una idda a sattera cambia su tratto, cambia su modo e cambia la sintonatura, cambia su scorpo, come si narra, eccetera, eccetera. Quindi più su identitario di gusto come cultura locale, insomma. È il forte su tenore come simbolo identitario, vince si caratterizza da questa maniera di fare musica, di cantare e finza di stare pari, che commenta il nato su tenore è una maniera di stare chi sono scumpanze, di fare scumpanzia, di essere accettato in intro di una companzia, desiliare soddisfazione, finza e poi tutto canto sta in questa possibilità. Ascolta, e di questo tenore de oie, che sono cantante in tutto il luogo che sto malmente fatto su tenore de fonne, che mi pare che da grado a me, come te cantano sul fonneso, ma lo sconosco so satero spuro al nato, no? E ti aggradano come te cantano, come te potes classificare su tenore de Benetutti in intro di questo mondo del su tenore in Sardegna? Ma però che conosco però che ho inteso e penso dello usare inteso, forse non tutto, però di andare inteso abbastanza. Insomma, il tenore Benetutti è un tenore che ha da strato suo caratteristico particolare, che in generale però non è che si differenzia medissimo dai tutti gli altri che ha inteso, no? Caso Sant'Ansia è sempre cosa. Poi cambia la cadenza dello scorpo e cambia su numero vinse la musannare dello scorpo, no? Che lei che Nichela da sicuro usava sa zirare sa oghe. Ecco, tutto questo dettaglio magari sono più da gente che si intende piuttosto da gente che la crusta gai. Ecco, su tenore de Benetutti, secondo me, sta bene in mezzo a tutto il altro tenore che abbiamo in Sardegna. E rispetto a come vi da prima su tenore Benetutti, che io forse se a papito non sono metro scanapito la possibilità di sosoverne di come dell'intendere su tenore antico, no? E purtroppo come non ha più niuna dei sormandos che vi le potete imparare, ma vedo una cosa particolarissima che non entra nulla che su come cantiamo come noi, compreso. Vedo una cosa tutto diversa, ma probabilmente questo modo diverso da cantare che sono in Deo
pro su tenore antico nostro, vivigai vinsa a terra vita. Poi, su cambiamento bessi stato in generale, sa comunicazione che prima non beviti tra una ida esatta, magari vinsa arbitra a corso, come addirittura beste in generale in tutto il mondo, figurati. E quindi questa scontaminazione sono logiche che bisogna pure. Quindi, io appena prima, mi piace come te va che si è messa a su tenere fondi. Adesso per narrare un esempio, no? Banalizzando la cosa. Ma come a me, magari altro spuro narra, ma a me mi piace più questo tipo della Ferrari, questo corpo, no? E quindi a fine, insomma, è stata una evoluzione, giustamente, una trasformazione del suo modo di cantare, chi però comunque pro canto sui denti o in bidda, ma narrare, se sta abbastanza identificante, no? In modo suo, e che quindi pro me si este differenziando abbastanza rispetto a sulle altre sonore se magari vinsero da vita a corso. Tanto per narrare tra bidda e nulle, se andiamo a baidare su de nord a certa chiusura de corpo, a narrare gai, che sono diverse rispetto a sue nulle. Ma magari chi l'intende chi noi ste intro di questa cosa, può andare che siamo a stessa cosa, invece no, chi è canta l'ischidi cale corpo deve dare, commente deve tancare e fissa commente deve attaccare. Tutto in sfumatura, che magari chi non è appassionato non ve la fa da alleare, no? Non ve la fa da comprendere, però uno che appena si dedica, che li viaghe, insomma, las comprende, las accetta e sono quelle cose che vanno a differenza tra Benetutti, tra Nulle e Torpè, tra Torpè e Benetutti, e tra Fondi e Benetutti e via dicendo, insomma, no? No, il bello questo concetto è finza commente la Sanadu, che bido da evora pote parre tutto una cosa semizzante, ma bada una cultura del suo cantare, chi canta, non ischi pezzi cantare, stuno chi scurta da tutto in attenzione, chi ha compreso un montone di cose in intro del suo tenore. E questo è che narrare cultura musicale, no? Noi sì, teniamo su, in fondo, a mulmantesu, idda po idda, una cultura musicale differente. E in donzida, come mi sei confermando tu e finzas po bene tutti, quest'opera de mantenere questa differenza, il gallo funzionante. Cioè, mancare sia cambiando e modernizzandosi su tenore, si che da mantenere su carattere de saida. Questo è sta zigo sul ragionamento come ha poi compreso io su che mi vicinende. Ma assolutamente, rigai, abbaida, sono quelle particolarità, come se vinza scriviamo fai dare di altre cose, sono vaghe più importanti, eccetera, no? Ma quando vediamo il paesaggio, come, no? Il paesaggio è una cosa particolare che è addebitata a un luogo e a come ti distruggo sul luogo. Come tu li distruggo, che è diverso da come lo do io. Su mattissi luogo, logicamente. Dipende dalla cultura tua e dalla cultura mia, come lo interpreto. Ecco, su tenore è una cosa proprio identitaria, no? Che se abbiamo usato su mattissi metro di paragone del suo paesaggio, noi abbiamo potuto vedere che su tenore è identità locale, insomma, no? È una cosa che differenzia questa comunità. Che poi a fine, scusa, ogni comunità ha un spazio suo, si sta insediato in questo tempo, lo muto in un certo modo, no? Vi sono tutti quei caratteri che fa che ne appartiene a questa comunità e a questo territorio. Chi è dei noi che non è di quell'anno, magari siamo sconfinanti, è un'altra cosa. Noi la intendiamo orgoglio. Quindi questo tipo di identità, dai suo territorio, al suo paesaggio, alla sua storia, alla sua cultura, eccetera, a fine su tenore è semplicemente una componente di tutta questa varietà identitaria di una comunità e che è giusto che si siano a seguire a montare questa componente. E questa è una grave di tutta questa questione nostra, che se noi siamo che oggi siamo arreglionende, è scappato un progetto che i parti dai su ministero che ha fatto un bando che noi che in suo capofila Isre su sozio tenore su sozio bocas a tenore e tutti i cantatori se non siamo uniti proprio che in questa idea che
Questo valore vinza su titolo è il modasa. Manca lo fagere apposta. Modasa che quiere narrare maniera differente il de cantare chi cambiano da un luogo a satteru e chi in qualche maniera fa che ne ricco su panorama storrende a su territorio pure, su panorama in questo senso musicale, culturale, poetico de su centro Sardegna, su Prusu, chi lo fa che ne ricco de tutto questo carattere differente, se bidda poida. Proprio che in questo progetto Modas e Gai stiamo cercando di andare in questa direzione. Ma è il giusto o è sbagliato? Cioè non è gusto, no. In questa albida nostras. Per esempio, sin bene tutti non si canta da tenore, questa moda bene tuttesa si perde. È una cosa importante a seguire, a cantare, a seguire, a si impegnare in questa direzione? È un problema de pagoso? È una questione de saida? Per me, come te la io, naturalmente è una cosa importantissima. Non deve essere un problema dei pagos, magari i pagos sono questi che lavorano in pratica, che hanno più sa passione, hanno più sa possibilità, hanno più su tempo, hanno più sa disponibilità, eccetera, eccetera. Però l'importante è che sa gente che sia d'accordo, che sia convinta che rinunciare a su canto a tenore come te l'abbiamo scondotto è a rinunciare a una parte della storia sua, insomma, no? Quindi, siccome la storia anda bene, pensa che non si impara da pensare, e non si impara proprio su cui può essere sul futuro, no? Quindi, non possiamo rinunciare alla storia nostra se vogliamo ancora essere protagonista di questo territorio. Come te va che tu a non essere a rinunciare a narrare? Ma io non sono nascito in Oga, però mi dà proprio di questo negare. Non è possibile. Se io sono in Oga, esca vada tante scomponenti che a me mi ligano a questi spazi a narrare, e se no non è come te essere in Oga, come te che essere in New York, come te che essere non su piano terra ma su 20° piano, eccetera eccetera. Cioè si vediamo di cultura, chiaramente vada diverse cose che non dobbiamo assolutamente rinunciare. Quindi noi non possiamo rinunciare a su canta tenore, come questa è una escarchicosa, insomma, no? Che come a Sarraichina nos agganciano a suo territorio. E ci manca Sarraichina stando, magari stiamo a pensare mezzo, no? Non andiamo a un'altra zona, a un'altra ala, a un altro sasso, no? Potremmo restare a pensare mezzo e andare tutto bene, no? Però non possiamo narrare. So di Inoga, ha questo tipo di concetto, ha questo tipo di cultura, questo tipo di tradizione, eccetera. Ecco, questo denaro fa parte del suo DNA, si può narrare, no? Di un uno di noi che siamo nasciti in Inoga e che vogliamo seguire a abitare in Inoga o quantomeno a frequentare questo territorio. E tanto, se lo seguiamo a frequentare, dobbiamo riconoscere che noi siamo orgogli, che abbiamo una certa storia. E questo modo di essere tra companzos fa che parte della storia nostra. E Sudanore è proprio un esempio di socializzazione. Ripeto, un tempo abbiamo visto Sudanore in un certo modo, o abbiamo bisogno di telefonino, sul social, eccetera, eccetera. No? Però è un modo di pagare persone che si diano tanto di fronte a ciò che vuol dire offrire sulla situazione, no? Un guartino magari visava una conquista notevole in tempo di miseria, logicamente, che non lo puoi manco manicare. Ecco, però se può fare una cena, vedi, insomma, a un vago a si riprendere fin della vita, no? A si sfogare con i suoi amici, a contare sul malanno, su tutto la disperazione, de dando, no? Che se andiamo a vedere come ti ho visto denaro dando, su denaro dando, per me, io ho fatto un esempio, no? Come non dico, o sei più esperto di me, io sono vedendo un luogo da incompetente in questo senso, no? Io non mi pare gai, no? Ma fai dare del denaro antico nostro rispetto a suo egomo, che in tutte le rivoluzioni che ha subito, che sono giustissime e legittime, per me è come fai dare, desa disperata cantando la chitarra, che sa moda, che invece teniamo scomoda a cantare la chitarra, per esempio giocando il re, mi è là o in faro, magari. Questo scanto sono gioioso, sono tranquillo, no? Sa disperata invece è una cosa che ti dà bisogno da esaspigata, no? Da come arsi a saoga, eccetera, che ti narra qualche cosa di più. Ecco, e a suo momento su denaro antico nostro, ma non solo su nostro,
per me di quasi tutto la vita figai, poi hanno cambiato tutto, che noi scrivemo su una cosa banda. Una cosa banda, no, facciamo parte di tutta la società, no? Ecco, e come hanno cambiato in vita, hanno cambiato in tutto, ma a come, ripeto, a pappi della fortuna dell'intendere fidi, questa voce improvvisano, che siano e che vigaiano, e poi questa falata, questa scambiata di tonalità, eccetera. Una cosa bellissima. Ecco, e per me, un vago, purtroppo non abbiamo più nessuno che non la può imparare, che si che sono tutto morto. Però, e per me, come intendenare, mi tu confronto, sa disperata, canta da chitarra, chi su Miella o qui su Sanoresa, insomma, ecco, una specie di cosa che è. Non ti so comprendere. So vedendo dai ignoranti in questo lettore, quindi no, non dico se è giusto su Paragone, ma è giusto provare a comprendere l'idea, ecco. No, è giustissimo. E commenta il Nadu innantisi, questo rappresenta da questo modo di cantare, finza su modo di vivere di questa gente che l'esprimia che in questo canti, quello al Nadu ene meda, che in intro di questo vivi tutto sa vita di questo tempo. Oggi sa vita è scambiata, pari che sal manera al de su cambiare de sa vita è scambiato da un ore puro, il sentimento de sa gente che canta e ne è scambiato vinza su ritmo e san donzo un de su tenore, no? Andate in una maniera zigo differente. Prima de sicuro in tutto salbida scomentarnato vi brullento e poi tenia questo improvviso il movimento, che l'ha descritto bene meda. Come a barra più regolare, più ritmato e si che sta zigo all'estrado, no? E è armonioso meda oggi però, da più una verità su tenore oggi solzovano l'uva che non livello arto meda, che rappresenta su tenore de oggi, su mondo de oggi, ma sì che a essere una cosa bella. Che in questo mi pare che serrammo questa regionata nostra, che è stata bella meda, a me mi sta gradato meda regionare Chintecusu, che nara saberu su sentimento e s'idea che tiene stue di questo mondo del suo canto a tenore. Quindi ti ringrazio a nome mio e a nome di tutto questo progetto Modas. Sì, mi lo posso permettere, proprio due parole, può servire Vinza a completare questo discorso, come sì. Me lo sono aumentato se non l'ho nato prima, no? Quando poi io, che in altro sono amico, insomma, dell'età mia, logicamente, abbiamo ricominciato a cantare a tenore. Noi ce l'abbiamo ricominciato dai piselli minori, no? Essendo dalla scuola media, a borta, stavano bei a nuda a zero, no? Però vai da uno stellere, come eravamo noi, che un jukebox. Un jukebox si può fare del 60 battolo, 63. Tanto a bere un jukebox sento una idea, come a bere una discoteca come, no? Più o meno. Ecco, e in questo jukebox vai da uno disco che vide sul disco su tenore di Orune Santa Lulla, mi pare che ce n'era. No, prima vidi su tenore museo. Oh, non me lamento questo museo. Comunque, una cosa che tenore di Orune. E mai ad uno di noi, insomma, che si dice che li vecchi lo vonia sempre questo disco, no? Tra sostreschi si potevano chiccare, questo disco vedi, sempre fisso. E uno vago, abbiamo imparato dai gai a cantare, no? Quindi come state a narrare? Non è che è nascito proprio in noi dal fatto che abbiamo inteso sordita, già dai prima avesse stata una specie di contaminazione, no? Che intendendo questo tenore, poi naturalmente che abbiamo cominciato a comprendere eccetera, non siamo sconfrontati, che sono rattero più umano, tanto abbiamo cominciato a cantare eccetera, però dai dando già, no? Tu è praticamente che giochi in conca, per se dominare questa cosa poi ti la registra sono vago, no? E che giochi in conca già una specie di modo diverso di cantare che voi abbiamo sconnotto, che non dico così magari ma finza scondizionato come non te li sconare tornare su conto a mesa no? Però hai te all'escludere quindi questo prodinare si come su tempo de come sono un modo di contaminare sa limba quindi finza su modo di cantare sono tantissimo
E non lo dobbiamo analizzare più da tanto, così a volte che inseriamo qualche componente che si estranea a suo modo nostro, che però vogliamo attitu e l'abbiamo fatto partecipe del suo modo nostro. Ma l'importante è che voi a Savini ve la fattiamo a mantenere quella identità che magari non siete, però a chi ne comprendete su modo di incominciare, di cessare, di finire, oppure di fare suo scorpo, eccetera, eccetera, che sia, insomma, distinguibile rispetto a un'altra idea. Magari voi cantiamo dal suo stesso modo, però l'importante è che lo stratto si attaccata su cambiamento di saoghe, su che ballo, su zirata, come si narra, eccetera, eccetera. L'importante è che sia un vago evidente in modo da narrare che questo è un fatto identitario nostro e questo dobbiamo mantenere. Ti ringrazio, Dorra, serramos in custo, che poi in tutto salbidas, finza se non querimo lo faghimus. Che tutto su chi non bene da fora, poi che diventa da nostro, lo declinamus, se potremmo imparare questa parola, a sa maniera nostra, e tutto Dorra a in intro dessa maniera, dessa idea nostra, de vivere e de vagere. Grazie a Giabeppe, ande vagere de tenore spokentannos. Speriamo, ma fissa se sono di più, ma che non lo dispiace a me. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Vilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Vilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata da esas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.